la chiusura degli spazi aerei hanno bloccato decine di venti tra Dubai, Doha e Abu Dhabi, tra loro negli Emirati anche studenti padovani e veneziani. La regione è in contatto con la Farnesina per seguire la situazione. Le misure straordinarie di sicurezza alla base USAF di Aviano dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. La struttura militare sotto stretta sorveglianza sul coordinamento della prefettura. Grave incidente in mattinata a Chiarano, anziano di 84 anni finisce fuori strada con la macchina, abbatte un palo dell'illuminazione e si schianta contro una recinzione. Anche il Forum Provinciale delle Famiglie manifesta la sua preoccupazione rispetto all'aumento delle rette nelle case di riposo dell'Enea. Il presidente Di Michele incalza la politica, servono risorse. I saldi ormai alla fine, ma non sono andati come i commercianti speravano. A dirlo il presidente di Ascom Capraro, che ha spiegato il commercio in un periodo complesso. Little Tony Collection, inaugurata a Valdobbiadene, la mostra permanente del mito del rock tra Cimeli e le sue amate Cadillac, anima del progetto, l'amico storico Valerio. Pensionato di Roncade investe di tasca sua 300.000 euro per esporre 50 tra auto e moto d'epoca. Faccio da me, spiega, non sono previsti contributi pubblici. Rugby, pareggio del Benetton a Newport in Galles per 15-15 con i Dragons, playoff che si allontanano, ma la notizia è la firma del nuovo allenatore, il neozelandese Wayne Pivac. Buonasera, ben trovati in diretta, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque tiene banco necessariamente quello che sta accadendo nel Golfo Persico, perché ci sono decine di veneti bloccati nelle zone in cui è stato chiuso lo spazio aereo. Il conflitto ha, come detto, bloccato molte persone tra Dubai, Doha e Abu Dhabi, tra loro negli Emirati anche degli studenti padovani e veneziani. La regione è in contatto con la Farnesina per seguire la situazione, ci ha detto il presidente del Veneto Stefani. Il giovane veronese Daniele Bovo racconta dell'attacco missilistico e della fuga dalle zone più calde, incerti i tempi del rientro. Sto seguendo personalmente la vicenda in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina e con la direzione internazionale delle relazioni internazionali della regione del Veneto. Siamo in contatto e cercheremo di dare le risposte al più breve tempo possibile. Ci sono una decina di studenti padovani e veneziani tra i veneti bloccati negli Emirati per la chiusura dello spazio aereo in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. Dubai, snodo mondiale dei trasporti, fatta obiettivo della rappresaglia iraniana, paura e migliaia di voli sospesi. La regione segue da vicino la situazione dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Calvi di Padova negli Emirati per una simulazione diplomatica internazionale e dell'ITIS Zuccante di Mestre, ma, dice Stefani, ci sono anche altri veneti in difficoltà. Adesso ovviamente affronteremo la questione in via riservata e ovviamente d'accordo con tutti gli uffici competenti. 5 studenti, 3 di una classe e 2 di altre classi sono appunto bloccati, come ha detto bene lei, a Dubai, e con la preoccupazione delle famiglie e anche della comunità scolastica, insomma, che io dirigo. Per le informazioni che abbiamo ora, i ragazzi si trovano al sicuro, li hanno spostati fuori dalla città e quindi speriamo, insomma, di rivederli quanto prima possibile. Non ufficiosamente i ragazzi dovrebbero rientrare dopo il 4 di marzo e noi ci auguriamo che questo sia sicuramente confermato. Così il dirigente del Calvi raggiunto al telefono, ma il numero dei veneti bloccato nelle zone di conflitto neppure la Farnesina è in questo momento in grado di fornirlo. Studio, lavoro, turismo, i motivi per soggiornare o anche solo transitare da Dubai, come pure da Doha in Qatar, possono essere molteplici. Daniele Bovo, 21 anni, informatico, nel Golfo Persico per lavoro con un gruppo di una decina di altri giovani veronesi, ha raccontato gli attacchi alla capitale degli Emirati con un video drammatico. La situazione è abbastanza tesa perché abbiamo sentito appunto un sacco di botti, un sacco di missili scendere e in lontananza si vedevano anche fiamme perché appunto sono scesi dei detriti che hanno incendiato una zona di Dubai dove c'è la palma di Jumeirah. Da Dubai Bovo ci ha inviato un aggiornamento delle ultime ore. Questa notte ci siamo spostati da Dubai per allontanarci di circa un'oretta e mezza, siamo arrivati a Fujairah
in un resort qua della zona, dove appunto il clima è un po' più tranquillo, è un po' più sicuro, perché siamo fuori dalla zona principale dove sta avvenendo il conflitto. Purtroppo la situazione è ancora in un limbo, perché appunto stanno continuando gli attacchi, stanno continuando le esplosioni eccetera. Attualmente non abbiamo novità sul tempo che staremo qua, perché dovevamo partire domani ma ci hanno annullato il volo e al momento non ci hanno dato ancora date o orari per un nuovo volo, per comunque tornare in Italia, quindi al momento siamo bloccati qua. L'importante è che adesso stiamo tutti bene, un sacco di persone si stanno spostando tuttora da Dubai, perché si pensava che la cosa appunto si risolvesse prima, invece sta andando più lunga del previsto. Per fortuna siamo riusciti ad entrare nelle stanze, perché appunto questa notte invece siamo dovuti rimanere fuori perché era tutto prenotato, siccome tutti si stanno muovendo in queste zone, quindi al momento ecco, questa è un po' la situazione e speriamo che vada tutto per il meglio. Queste le testimonianze dunque che arrivano dal territorio, e in seguito ai bombardamenti in Medio Oriente sono state attivate delle misure straordinarie alla base militare di Aviano. Misure straordinarie di sicurezza sono state adottate alla base USAF di Aviano in provincia di Pordenone sin da poche ore dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. La struttura militare statunitense, nodo strategico per le operazioni in Europa e nel Mediterraneo, è sotto stretta sorveglianza su coordinamento della prefettura. All'aeroporto Pagliano e Gori il livello di allerta non è stato tuttavia ancora innalzato, è rimasto a Bravo Plus, ma le misure sono state ugualmente rafforzate e i controlli sono più rigorosi, sebbene nel fine settimana l'attività operativa si è ridotta. La stretta è maturata dopo la riunione straordinaria al Viminale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il ministro Piantedosi ha disposto un potenziamento dei dispositivi su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle strutture statunitensi e israeliane. Il prefetto di Pordenone, Michele La Stella, ha immediatamente attivato servizi di osservazione e monitoraggio con mappatura dei siti a rischio, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Pattuglie delle forze dell'ordine sono state potenziate e la vigilanza è costante anche nelle aree esterne. Intanto nella zona sud della base è stata rinvenuta una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale del peso di 100 libbre. L'ordigno sarà neutralizzato nei prossimi giorni dagli artificieri del 3° Reggimento Guastatori. Andiamo alla cronaca dunque, grave incidente questa mattina poco prima delle 6:30, un boato ha svegliato i residenti di via Carbonere Nuove a Fossalta Maggiore di Chiarano. Un'auto guidata da un 84enne per motivi ancora da accertare è uscita autonomamente di strada. La macchina ha prima centrato e divelto un palo dell'illuminazione pubblica per poi terminare la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione. Impatto violento, lo vedete nelle immagini, che ha provocato danni sia al mezzo che alle strutture esterne. Immediatamente i residenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza che ha lavorato per mettere in sicurezza il veicolo e soprattutto estrarre l'anziano dall'abitacolo. L'uomo è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118, arrivato da Oderzo e trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso in serie condizioni. E poi c'è quello che potrebbe essere un furto, ma si sta ancora indagando. Siamo al centro ippico Cristallo di via Baracca a Casale sul Sile. Dai primi riscontri sarebbero state asportate da un furgone durante una manifestazione ippica alcune selle. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire al materiale sparito, acquisite le immagini di videosorveglianza nella zona per verificare eventuali movimenti sospetti. Non è escluso si possa trattare di un furto su commissione. Andiamo ora agli aumenti delle rette nelle case di riposo di Treviso e non solo. Anche il forum provinciale delle famiglie manifesta la sua preoccupazione rispetto all'aumento dei costi nelle strutture dell'Enea. Il presidente Di Michele incalza la politica, servono, dice, risorse per abbattere i costi.
Case di riposo più care, l'aumento dal 1° aprile di 2 euro al giorno della retta per i residenti delle strutture per anziani dell'Enea di Treviso non scuote solamente la politica, ma anche e soprattutto i rappresentanti di chi quegli importi li deve alla fine pagare. Stefano Di Michele, presidente provinciale del Forum delle Famiglie, parla di rincari generalizzati in tutto il territorio della Marca, legati in primo luogo all'aumento del costo della vita. Ma esprimiamo una forte preoccupazione, pur comprendendo in effetti la necessità di garantire gli equilibri di bilancio anche mediante un riadeguamento delle tariffe dei servizi. Resta tuttavia un'amara riflessione. I costi delle rette delle RSA, anche quando sono calmierati, rappresentano una voce importante nei conti delle famiglie. Assistenza agli anziani e sostenibilità dei costi, tema di urgente attualità nel presente e centrale, visto il chiaro andamento demografico nel futuro, continua Di Michele. Per quanto la coperta sia corta, crediamo sia giunto il momento di interrogarci sull'opportunità politica di reperire e scegliere di allocare maggiori risorse proprio per abbattere i costi di quei servizi che le famiglie sostengono con maggiore difficoltà. In tal senso siamo proprio impegnati su diversi tavoli istituzionali per far convergere più risorse alle famiglie con anziani nelle RSA, e per quelle che vivono la non autosufficienza quotidiana stiamo lavorando affinché venga approvata una legge che dia più servizi ai caregiver. Con una popolazione che invecchia è impensabile lasciare ai singoli e alle famiglie l'onere di affrontare migliaia di euro al mese di costi. I 2 euro al giorno dell'Enea, le cui rette rimangono comunque le più basse del Veneto, significano, conti alla mano, 700 euro all'anno. Rileviamo quindi con soddisfazione che nel bilancio preventivo della Regione Veneto siano stati stanziati 69 milioni come contributo a sostegno delle famiglie di anziani che usufruiscono delle strutture delle RSA, e auspichiamo che tali fondi possano andare proprio a mitigare questi aumenti. Parliamo di commercio e di saldi. Oggi ultimo giorno di svendite, non sono andati come i commercianti speravano, ci ha detto il presidente di Ascom Treviso Federico Capraro, che ha spiegato commercio che vive un momento sicuramente complesso, ma allo shopping ormai la gente preferisce altre spese come i viaggi. Nei negozi si possono ancora trovare dei saldi, prezzi al ribasso per catturare l'attenzione dei cittadini. Un periodo questo per il commercio non positivo, con una partenza buona dei saldi, ma che poi ha ricevuto una battuta d'arresto significativa. I risultati non sono stati come i negozianti si aspettavano. Non hanno prodotto i numeri che si speravano e soprattutto di cui c'era bisogno. In linea con tutto un cambiamento di tendenze sul consumo alle quali noi stiamo assistendo e che sta prendendo principalmente di mira, diciamo, quei settori che sono poi i settori di saldi, i settori dell'abbigliamento, i settori degli accessori e delle calzature, per cui mi pare che sia anche per Treviso in linea con il resto delle realtà commerciali italiane. Gli eventi internazionali e gli attacchi missilistici delle ultime ore di certo non aiuteranno un settore già in crisi. Nei momenti di incertezza anche psicologicamente si è portati a spendere meno, a stare più attenti, a guardare cosa succede prima di investire, prima di spendere, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che comunque sono realtà, quelle del Medio Oriente, che portano anche un turismo nelle città d'arte del Veneto, e questo probabilmente potrebbe essere condizionato dagli eventi che sono in corso. Bisogna fare di più, spiega Capraro. Sono cambiate anche le tendenze, si acquista meno un capo di abbigliamento, ma si spende di più per l'esperienza. La gente preferisce fare un viaggio piuttosto che possedere un capo. Non solo. C'è comunque una contrazione di spesa generale data dalla situazione che stiamo vivendo, soprattutto per il ceto medio, e questo incide sulle realtà dei nostri territori. Difficile la situazione anche per i negozi storici di Treviso. I negozi storici stanno cercando di resistere, no? Sono eroici, perché è sempre più difficile riuscire a competere nell'ambito cittadino a fronte di affitti che aumentano, quindi di una sostenibilità economica che è sempre più difficile da raggiungere, e ovviamente la competizione con i grandi marchi, con le grandi catene, è una competizione difficile, perché le realtà di catena hanno la capacità economico-finanziaria di sostenere canoni
che sono sempre in aumento. Dobbiamo fare delle politiche assieme all'amministrazione comunale Termina Capraro perché il valore dei negozi storici di Treviso non venga mai a mancare. La sanità adesso, mentre ieri il presidente della regione Stefani ha nominato il nuovo direttore generale dell'ULSS 2, si tratta di Giancarlo Bizzarri, sotto la guida dell'ormai ex direttore Francesco Benazzi è stato stilato il bilancio del centro trapianti di rene di Treviso con numeri davvero significativi. Dall'inizio della storia sono stati eseguiti 1813 trapianti, siamo in tripla cifra con i trapianti doppi, quindi trapianto di rene doppio. Questo è un dato importante per il semplice motivo che il trapianto di rene doppio è un programma che non è ancora partito in molti centri in Italia, quindi stiamo parlando di un'attività che va avanti da anni, che è complessa, perché sostanzialmente significa impiantare 2 reni nello stesso paziente quando un solo rene potrebbe non vicariare la funzione necessaria a quel paziente per andare avanti. Numeri in crescita e innovazione tecnologica per il centro trapianti di rene del Cafoncello che il prossimo anno festeggerà 50 anni di attività. Dopo un periodo di scivolamento, l'ospedale è riuscito progressivamente a risalire le posizioni in Italia, portandosi tra l'8° e l'11° posto nazionale, operando oltre 60 trapianti all'anno. Ma uno dei punti di forza è anche quello di avere ridotto le liste d'attesa. La lista d'attesa nazionale media per un trapianto di rene è superiore ai 3 anni, qui a Treviso è sotto i 3 anni, è sui 2,4 anni circa, e questo ci permette un ampio turnover dei nostri pazienti in lista, ci permette questo avanzamento tecnologico anche di poter valutare quello che sono gli SD, quindi gli organi da donatori che teoricamente sarebbero marginali e molte volte in realtà non lo sono, quindi ci permette di recuperare organi che poi sono ottimali perché possono essere trapiantati anche in singolo. Un percorso trapiantologico costruito con una presa in carico condivisa dal primario della nefrologia, il dottor Maurizio Nordio, e la seconda chirurgia diretta dal professor Giacomo Zanus. Una visione di equipe che ha voluto dare molto spazio ai giovani. L'equipe trapiantologica è un'equipe giovane che ho scelto io personalmente, quindi sono tutti ragazzi che in qualche modo sono stati selezionati, che hanno una già importante esperienza dal punto di vista trapiantologico e che poi ho riportato qui su Treviso in maniera tale da poter potenziare questo programma di trapiantologia renale che aveva avuto dei momenti di difficoltà negli anni passati, soprattutto durante il periodo Covid. I numeri si erano notevolmente ridotti. Grazie alle nuove macchine di perfusione, Treviso è tra i migliori centri italiani, ma sono anche le tecniche importate dal professore di Padova ad aver elevato il Cafoncello. Io ho portato questa tipologia di tecnologia, che è la stessa che utilizzavamo a Padova, che ci ha consentito di fare un balzo ulteriore nei risultati immediati trapiantologici, nel risultato chirurgico, ma anche nel risultato prospettico poi per quelle che sono le sopravvivenze dei pazienti e la sopravvivenza dell'organo, che viene descritta dal numero di retrapianti. Noi abbiamo un numero di retrapianti, gli organi, quindi di mancato perdita di funzionamento dell'organo, che è assolutamente buona e su valori di assoluta eccellenza sul panorama nazionale. Infine, una nota sui trapiantati che devono essere molto rigorosi dopo l'intervento. Il paziente deve assumere una condotta di vita che deve essere assolutamente integerrima, dicevo, quindi attività fisica, moderazione nell'alimentazione, idratazione abbondante nell'arco della giornata e controllo di tutte quelle che sono le funzioni vitali. Il trapiantato riceve un regalo di valore inestimabile e deve gestirlo. La pubblica amministrazione a caccia di nuovi lavoratori e dunque per attrarre quelli che saranno proprio i lavoratori di domani in provincia a Sant'Artemio sono stati invitati centinaia di studenti per un'iniziativa arrivata già alla seconda edizione. Sono eventi fatti di persone con grandi competenze, con grandi professionalità. Il presidente della provincia Marco Donadella accoglie a Sant'Artemio 200 studenti degli istituti superiori Besta, Palladio e Mazzini di Treviso per la 2 giorni di orientamento professionale dedicata agli enti locali, giunta alla seconda edizione. Innamorati della pubblica amministrazione che provano a far innamorare a loro volta i ragazzi di un ambito lavorativo ricco di opportunità, soprattutto ora che c'è una spasmodica ricerca di personale. A promuovere l'iniziativa Centro Studi Amministrativi, Provincia, Ufficio Scolastico, Associazione Comuni Marca Trevigiana e Consulta Provinciale degli Studenti. Io credo che oggi, come si noti l'assenza dei medici, così si noti l'assenza anche dei dipendenti pubblici, per cui c'è davvero tanto bisogno e quindi le possibilità sono infinite in qualsiasi ufficio
c'è bisogno di dipendenti. Tra l'altro c'è un gap che si è venuto a creare, quindi oggi abbiamo magari un'età un po' più alta, ecco, di quelli che sono i dipendenti pubblici, e non c'è ricambio con chi va in pensione, per cui ne sono pieni, diciamo che gli enti pubblici sono pieni di possibilità. Momenti in plenario, laboratori, World Café, la pubblica amministrazione si mostra ai ragazzi come ambito professionale appetibile anche rispetto alle aspettative delle nuove generazioni. La pubblica amministrazione, se conosciuta meglio, può offrire molte più informazioni in modo da orientarsi per noi giovani, perché non sempre sappiamo come funzionano le cose, quindi la pubblica amministrazione può orientarci in questo senso, e inoltre ovviamente il ruolo che svolge è fondamentale, quindi affidarsi agli enti pubblici è molto importante proprio per questo, e dovremmo farlo molto di più, ecco. L'umidità e la foschia di questa giornata non hanno fermato le famiglie e i bambini che hanno partecipato alla corsa dei supereroi a Motta di Livenza, una 5 km dedicata al piccolo Andrea Crosato, il bimbo di 7 anni, nipote del sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, morto lo scorso febbraio a causa di una malattia rara. Oggi la comunità di Motta lo ha voluto ricordare camminando lungo un percorso insieme ai supereroi, quelli che Andrea amava tanto. I ringraziamenti della famiglia del piccolo per l'amicizia e il sostegno dimostrato sempre. Andrea non si è mai fermato di fronte a nessuna difficoltà, ha detto il papà con la voce rotta dalla commozione. Cercava sempre un'alternativa per superare ogni ostacolo e questo spero rimanga come esempio per tutti. Il momento più emozionante quando uno dei supereroi, l'uomo ragno, ha ringraziato tutti e ha mandato un bacio verso il cielo proprio al piccolo Andrea. Voltiamo pagina, andiamo sulle colline del Prosecco adesso, a Valdobbiadene, dove è stata inaugurata una mostra permanente dedicata a Little Tony, ricordi e l'emozione dell'imprenditore Roberto Valerio, amico storico del grande artista, che ha fortemente voluto questa esposizione. Oltre 500 metri quadrati a Palazzo Simon Benetton dedicati al mito del rock Little Tony. Nelle varie stanze un gran numero di cimeli tra auto, le 2 Cadillac del 1950 e del 1960, abiti di scene, strumenti, fotografie rare e locandine cinematografiche che, oltre a tanti altri oggetti, hanno rappresentato il rock and roll, molte dei quali regalati dallo stesso cantante prima della morte nel 2013. L'80% degli oggetti che hanno segnato la carriera dell'artista. Little Tony aveva un legame stretto con Valdobbiadene, dove il cantante di Cuore Matto aveva conosciuto l'imprenditore Roberto Valerio, amico storico che di lui conserva ricordi ed emozioni. È un'amicizia fraterna, storica. Io l'ho conosciuto nel 78 a campo sportivo, proprio guarda caso, qui a Valdobbiadene. E lì pian piano è nata una bella amicizia, più compare di crescita di mio figlio Arturo, ma io sono amico di tutta la famiglia Ciacci. Dal 5 marzo la mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica con orario continuato durante l'antica fiera di San Gregorio. Proprio quest'anno ricorre il 30° anniversario del conferimento della cittadinanza onoraria a Little Tony, avvenuto nel 1995, dopo l'incisione del brano Welcome to Montebelluna e una lunga serie di concerti benefici sul territorio. Per celebrare questa ricorrenza, la Giunta Comunale di Montebelluna ha deciso di intitolare all'artista il premio della giuria popolare del contest musicale Sound on Monte. C'è un programma su Montebelluna, metteremo una scultura in centro, altezza d'uomo, più gli hanno dedicato questa cosa bellissima sulla musica, sui giovani a Montebelluna. Abbiamo fatto un concerto a Montebelluna ricordando Tony dopo i 10 anni con la Little Tony Family. È stato un grandissimo successo e quest'estate qui a Valdobbiadene rifaremo una serata dedicata a Little Tony con la figlia Little Tony Family. Con queste iniziative la marca si inserisce ufficialmente nella rete di città che tutelano la memoria del cantante accanto a Tivoli, la sua città natale, e alle Repubbliche di San Marino.
E vuole realizzare un museo in cui poter esporre i suoi pezzi storici e far conoscere la storia dei motori, soprattutto alle scolaresche. Un pensionato di Roncade, Rino Nogarotto, purtroppo ho dovuto contare esclusivamente sulle mie risorse perché a quanto pare non esistono contributi pubblici per iniziative di questo tipo. E dove sta la notizia? L'uomo ha deciso di investire di tasca propria 300.000 euro. Collezionista da sempre di auto e moto d'epoca, ha 45 motociclette e 5 automobili di notevole valore storico, è animatore di un'associazione dedicata alla memoria di Carlo Menon, meccanico roncadese di fine Ottocento, al quale si deve la realizzazione della prima autovettura italiana a 4 ruote con motore a scoppio e differenziale. Un progetto che sta cercando di realizzare da tempo. Il 14 marzo la posa della prima pietra su un terreno di sua proprietà. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, naturalmente restate con noi, saremo allo sport. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra edizione di Treviso, siamo al rugby, partiamo dal pareggio del Benetton a Newport in Galles per 15-15 con i Dragons, pareggio che allontana i playoff, ma è notizia di oggi la firma del nuovo allenatore dei biancoverdi. Wayne Pivac è il nuovo allenatore del Benetton, anzi lo sarà a partire dal 1 luglio, quando si concluderà l'avventura di McRae sulla panchina dei Leoni. Ed è un tecnico con un bagaglio di esperienza di altissimo livello, con tanti successi. Accanto a questa novità ci sono purtroppo le notizie dal campo che raccontano del pareggio del Benetton per 15-15 nel 12° turno di United Rugby Championship in trasferta in Galles a Newport contro i Dragons, allenati da Tia Tia, neozelandese, ex Star Visum negli anni 90. Un pareggio, il secondo consecutivo, che fa scivolare i Leoni al quartultimo posto in classifica, con i playoff che si allontanano, speriamo non definitivamente. Tornando a Pivac, parliamo di un allenatore di prima fascia che arriverà il 1 luglio e che rimarrà fino al 2028, con opzione per altre 2 stagioni. Neozelandese ha guidato club e nazionali nell'emisfero sud e in quello nord, vincendo anche i 6 nazioni sulla panchina del Galles nel 2021. E proprio dal Galles invece arriva il mezzo passo falso del Benetton, che sperava di rientrare in zona playoff e che invece sbatte contro una squadra, i Dragons, che poco meno di 2 mesi fa a Monigo avevano subito oltre 70 punti in Coppa. Va detto che ai biancoverdi mancavano ben 11 azzurri impegnati nelle 6 nazioni e di conseguenza la squadra, senza nulla togliere a chi è sceso in campo, era meno competitiva, ma è altrettanto vero che Treviso non ha saputo sfruttare la doppia superiorità numerica a cavallo tra i 2 tempi. A Newport per il Benetton 2 mete spettacolari del figiano Ratave, velocità e forza fisica, e una terza meta di Gallagher. Per i gallesi 2 mete, ma a mancare sono stati i calci di Umaga che avrebbero fatto la differenza. Si è conclusa con un weekend ricco di eventi la lunga cavalcata della mostra Scie di Gloria a Longarone, dedicata alla storia degli sport invernali, mostra naturalmente realizzata in concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina. Ora rimane il tema di dove custodire questo patrimonio di memoria e come dare all'esposizione una sede adatta e definitiva. Penso che sia stata un regalo che abbiamo fatto a tutte le persone che sono transitate qui in questa hub olimpica, che hanno potuto ammirare la storia degli sport invernali, ed è stata una grande, secondo me, opportunità che dovremo trovare il modo per mantenere, perché questo deve rimanere un museo. Scie di Gloria, la mostra internazionale dello sci e degli sport invernali allestita al Palafiere di Longarone, ha chiuso i battenti dopo poco più di 1 mese e mezzo di apertura gratuita e un grande successo di pubblico ed eventi. Organizzata in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, la mostra ha offerto ai visitatori un patrimonio di memoria sportiva che ora non va disperso. Sede ideale per Roberto Padrin, presidente della provincia, oltre che sindaco di Longarone, sarebbe Cortina. Però bisogna individuare degli spazi idonei, che non so se ci sono, ma insomma delle valutazioni dovremmo cercare di farle tutte insieme, perché questo è un patrimonio di una figura che ha dedicato la sua vita nel raccogliere tanti di queste attrezzature, che è Tonino Zampieri, a cui poi sono aggiunti tanti altri pezzi d'epoca, quindi devo dire che è un patrimonio di valori che dobbiamo cercare di far rimanere qua. Abbiamo fatto una cavalcata di 50 giorni splendidi, dove abbiamo
evidenziato quella che è la storia dello sport italiano nel campo dello sci, che un giorno io credo potrà trovare il suo spazio ideale Cortina, se qualcuno si ricorderà di questa straordinaria mostra, altrimenti resterà suddivisa nei vari settori dello sci alpino, dello sci militare, dello sci di fondo, e ciascuno si porterà a casa gli sci che aveva regalato alla mostra. Anche per Boito dovrebbe essere Cortina ad accogliere e consentire al materiale in mostra di non venire ancora una volta diviso, ma il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha un altro obiettivo. Stiamo già attivandosi per portarla nella nostra città Belluno e prettamente sul Nevegal. Non sarà facile, ma stiamo lavorando per questo. Credo che sia la sede ideale alle Torri e così poter avere lì questo museo permanente, perché i turisti che vengono a sciare d'inverno o anche per le attività estive, quindi di turismo, possano anche toccare con mano questa storia dello sci che fa parte del nostro territorio, della nostra provincia. Proposta su cui Boito rilancia. Magari allora lui ci dà anche il salone Caldart e noi la esponiamo come cornice del grande salone Caldart che è al Nevegal, dove quindi troverebbe già la sua ideale dimostrazione, perché lassù al Nevegal dovremo inaugurare alle Torri lo ski land Longarone, Nevegal, Innsbruck. Presente all'inaugurazione del 9 gennaio, così come alla chiusura, l'azzurro dello sci Luca Palla, che auspica di vedere ritagliato uno spazio un giorno anche per le imprese paralimpiche e si prepara all'avvio delle gare tra una settimana di Milano-Cortina. Io spero tanto di divertirmi, fare una bella esperienza, è la mia prima Paralimpiade e ovviamente si spera anche di far bene. Gli atleti anche delle altre nazioni si sono preparati molto bene e che vinca il migliore. E ora siamo allo spazio dedicato al nostro archivio storico, in un tempo dove l'Europa viene contestata su più fronti per l'immobilismo o peggio per scelte scellerate che hanno messo in difficoltà le economie dei Paesi membri come l'Italia. Fa riflettere sapere che 40 anni fa a Venezia si discuteva di politiche comuni di riavvicinamento di popoli, questo puntando non sugli stati ma sulle regioni che molti vedevano già come entità autonome in un'Europa unita. Come ci racconta un servizio del marzo del 1987 che vi riproponiamo nella consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia. Sono venuti da tutti i paesi della CEE per darsi appuntamento a Venezia. Sono i rappresentanti di 50 regioni di Stati membri della Comunità Economica Europea e del Consiglio d'Europa. Il CRE, Consiglio delle Regioni d'Europa, istituito 2 anni fa, è riunito da questa mattina nelle sale apollinee del Teatro La Fenice. Si sta facendo il punto su quanto svolto in questo tempo. Le finalità del CRE sono l'organizzazione del dialogo, la concertazione e lo studio di azioni comuni delle regioni che fanno parte della CEE. Nell'epoca delle telecomunicazioni, del superamento delle frontiere, che ruolo possono avere le regioni? Carlo Bernini, presidente della Giunta Veneta. Se c'è un segno evidente di crescita democratica è questa possibilità di esercitare e di partecipare diritti civili a livello più vicino ai cittadini. In secondo luogo mi pare che oggi, poi in particolare nel nostro continente, le regioni stiano diventando un elemento costituente del processo integrativo europeo. E infine mi pare che di fronte anche alle prospettive di sviluppo economico ma soprattutto tecnologico e scientifico, l'apporto delle regioni con le loro distinte storie, le loro identità culturali diverse sia un grande elemento di umanizzazione di questo processo di sviluppo e quindi una garanzia di pluralismo culturale. Questa mattina si è parlato dei rapporti con la Comunità Europea e del progetto di un consiglio consultivo dei poteri locali e regionali, ma alle regioni d'Europa è affidato anche un ruolo importante nei rapporti internazionali. Livio Paladin, ministro per gli affari regionali. Stanno svolgendo in maniera sistematica le cosiddette attività di rilievo internazionale, le quali in molti casi portano alla conclusione di accordi informali
sulla base dei quali poi le singole regioni tengono comportamenti coerenti in vista della realizzazione di obiettivi di comune interesse. Sul banco della Presidenza il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Francesco Guidolin, il Presidente del CRE Edgar Faure e gli altri rappresentanti europei. Le conclusioni sono attese per domani. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Come sempre dopo di noi le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, grazie.